Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi racconterò la storia di un gesto semplice, fatto in una notte fredda, che ha cambiato per sempre il modo di vivere il Natale in Italia e nel mondo. Tutto comincia in un piccolo borgo dell'Umbria, tra boschi, silenzio e spiritualità. Un luogo lontano dai rumori delle grandi città, dove un uomo speciale decise di fare qualcosa di diverso. Ma chi era quest'uomo? E perché la sua idea è diventata così importante per milioni di persone? Vi siete mai chiesti perché nelle case italiane ogni dicembre si costruisce un presepe con pastori, capanne e animali? E sapete qual è il legame tra questa tradizione e San Francesco d'Assisi? La risposta è nascosta tra le montagne di Greccio, in una notte piena di stelle, paglia e meraviglia. Ma per capire davvero quella notte, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo conoscere un uomo che ha cambiato la storia della fede e del Natale. Francesco d'Assisi. Francesco nasce ad Assisi nel 1181 o 1182. È figlio di un ricco mercante di stoffe. Da giovane ama vestirsi bene, fare feste, cantare e vivere con gioia. Sogna l'avventura, la gloria, forse anche la guerra. Ma un giorno qualcosa cambia. Dopo una malattia e alcune esperienze difficili, Francesco inizia a vedere il mondo con occhi diversi. Non vuole più vivere tra ricchezza e apparenza. Decide di lasciare tutto, i vestiti eleganti, i soldi, la casa del padre. Vuole vivere come i poveri, semplice e libero. Cammina per le campagne, aiuta i malati, parla con chi solo ama la natura, gli animali, il vento, il sole, la luna. Parla con gli uccelli, accarezza i lupi, canta davanti ai fiori. Per lui ogni creatura è un fratello o una sorella. Francesco vuole anche cambiare il modo di parlare di Dio. Ai suoi tempi la Chiesa è spesso lontana dalla gente. Le messe sono in latino e molte persone non capiscono bene la fede. Francesco invece parla in modo semplice, con parole dolci e con esempi vicini alla vita. Francesco non cerca onore, non vuole comandare. Cerca solo un modo per avvicinare Dio al cuore delle persone, soprattutto dei più umili. Secondo lui, la fede non ha bisogno di oro, ma di cuore vero. E proprio per questo, quando arriva il tempo di Natale, Francesco sente che manca qualcosa. Le chiese sono piene di canti, decorazioni e liturgie. Ma dov'è il cuore della storia? Dov'è la povertà, la semplicità, la verità della nascita di Gesù? Francesco inizia a pensare a un modo diverso di celebrare il Natale, non con parole difficili o ricchezze, ma con un gesto semplice, comprensibile per tutti. È in quel momento che un piccolo paese di montagna entra nella sua vita, Greccio, e da lì tutto comincia davvero. Greccio è un piccolo paese tra le montagne dell'Umbria. Si trova in alto, tra boschi e silenzio. Le case sono semplici, fatte di pietra, e l'aria profuma di legna e di muschio. In inverno la neve copre i tetti e il freddo entra nelle mani, ma anche nei cuori più stanchi. Francesco conosce questo luogo durante uno dei suoi viaggi. Quando arriva a Greccio, sente subito qualcosa di speciale. Non è solo un paese tra le montagne, è un luogo di pace, dove tutto sembra più vicino a Dio. Gli abitanti di Greccio sono contadini, pastori, artigiani. Lavorano duramente, vivono con poco, ma hanno un cuore grande.
accolgono Francesco con affetto. Il Natale si avvicina. Manca poco alla notte più importante dell'anno. Ma Francesco non vuole una celebrazione come tutte le altre. Non vuole una messa grande né parole difficili. Vuole un Natale vero, semplice, povero, come fu quello di Gesù a Betlemme. Così parla con un uomo del paese, un nobile che crede molto in Dio. Si chiama Giovanni Velita, è il signore del castello di Greccio e conosce bene la gente del luogo. Francesco gli racconta un'idea. Non vuole spiegare il Natale solo con parole. Vuole farlo vedere, vivere, toccare. Vuole ricreare la notte della nascita di Gesù, ma non in una chiesa, in una grotta con la paglia, con gli animali, con la gente del paese. Giovanni ascolta in silenzio, poi sorride e dice: «Facciamolo». Subito gli uomini del villaggio iniziano a preparare una piccola stalla. Cercano una grotta vicino a Greccio. Portano del fieno, un bue, un asinello. Le donne preparano i vestiti. I bambini sono felici. Possono partecipare a qualcosa di speciale. Francesco osserva tutto. Non comanda, non dà ordini. Cammina tra la gente, incoraggia tutti. Parla con dolcezza. Ogni giorno la grotta prende forma. Non ci sono statue d'oro né luci brillanti. Solo pietra, paglia, silenzio e un'attesa piena di amore. Intanto il freddo cresce. Le giornate si accorciano. Le notti sono lunghe. Ma nel cuore di Greccio si accende una luce nuova. Quando arriva finalmente la sera del 24 dicembre 1223, le montagne intorno a Greccio sono coperte di neve. L'aria è gelida, ma nel piccolo villaggio c'è calore. Le persone camminano piano, con lanterne e coperte sulle spalle. Tutti si dirigono verso la grotta scelta da Francesco. È buio, ma la luce delle stelle illumina il sentiero. Si sentono solo passi sulla neve e qualche parola sussurrata. La grotta è pronta. Dentro ci sono il bue e l'asinello, un po' di fieno e una mangiatoia vuota. Non ci sono statue. Tutto è vero, vivo, semplice. Francesco ha voluto così. Niente oro, niente ricchezza, solo la povertà di Betlemme. Quando la gente entra nella grotta, rimane in silenzio. Si sente il respiro degli animali, il rumore del fuoco acceso, qualche bambino che ride piano. Francesco è lì, in piedi, vicino alla mangiatoia. Indossa un saio marrone, semplice. Sorride, guarda tutti con dolcezza. Poi comincia a parlare. Non fa un discorso lungo, non usa parole difficili, racconta la nascita di Gesù con il cuore. Parla della notte, della stalla, di Maria e Giuseppe. Dice che Dio ha scelto di venire al mondo da povero, in mezzo alla paglia, non in un palazzo. Poi inizia la messa. È una messa speciale. Un frate legge il Vangelo. La voce è lenta, chiara. Alcuni piangono, altri sorridono. Francesco non è sacerdote, ma canta, prega, si inginocchia. E nel momento più importante prende in braccio un bambino, un neonato vero, avvolto in panni bianchi, e lo posa nella mangiatoia. In quel gesto c'è tutto il suo sogno. Far vedere con gli occhi ciò che spesso si ascolta solo con le orecchie. Far vivere la nascita di Gesù con il cuore. Quella notte la grotta diventa un luogo di pace. Non è più solo una stalla, è una piccola Betlemme tra le montagne italiane. E quel gesto semplice, un bimbo nella paglia, una comunità riunita, diventa un simbolo. Il primo presepe della storia è nato. Quando la messa finisce, la gente non vuole andare via.
rimane lì in silenzio, con gli occhi pieni di luce. Francesco sorride. Non ha detto molto, ma ha mostrato tutto. E il messaggio è chiaro. Dio non è lontano, è qui, tra noi, nelle cose semplici, nei volti amici, nei cuori che amano. Quella notte a Greccio non rimane solo un ricordo locale. Qualcosa cambia nel cuore delle persone. I contadini, i pastori, le donne e i bambini che hanno vissuto quel momento tornano alle loro case con una luce nuova negli occhi. Raccontano ai vicini, agli amici, ai parenti. Parlano di Francesco, della grotta, del bambino nella paglia, del silenzio e della pace. E piano piano quella storia comincia a viaggiare. In alcuni paesi le famiglie iniziano a mettere una mangiatoia nelle case. In altri si costruisce una piccola scena dentro le chiese, con figure in legno o in terracotta. Nel tempo il presepe cambia, cresce, si trasforma, ma non perde il suo cuore, la semplicità. Non è un'opera per ricchi o per artisti famosi, è un gesto che nasce dal popolo, fatto con le mani, con il cuore, con fede. A Napoli, per esempio, nasce una tradizione unica. Nel Settecento, gli artigiani del quartiere San Gregorio Armeno iniziano a creare statuine dettagliate, vestite, colorate. Non solo Maria, Giuseppe e Gesù, ma anche panettieri, pescivendoli, suonatori, lavandaie, gente comune, come quella che andava alla grotta di Greccio, perché il presepe è la vita quotidiana che si incontra con il divino. Anche a Bologna, nel nord Italia, nasce una tradizione speciale. Le statue sono fatte con la cartapesta o con il legno d'ulivo. Ogni anno, nei portici o nelle case, le famiglie costruiscono scenari pieni di attenzione e amore. In Trentino, i presepi sono spesso scolpiti nel legno, con paesaggi di montagna. In Sicilia, invece, diventano colorati, pieni di luci, con dettagli barocchi e scene vivaci. Ogni regione aggiunge la sua voce, la sua storia, la sua anima. Ma non finisce lì. Nel corso dei secoli, il presepe attraversa i confini dell'Italia. I missionari francescani lo portano in Spagna, in America Latina, in tutta Europa. In ogni paese prende una forma diversa, alcune semplici, altre ricche di dettagli, ma il messaggio resta lo stesso. Dio nasce tra la gente, nella povertà, nell'amore. Oggi milioni di famiglie nel mondo preparano il presepe. Alcuni lo fanno grande, con fiumi, casette, ponti e stelle. Altri mettono solo 3 figure: Maria, Giuseppe e Gesù. C'è chi lo espone in salotto, chi su una mensola, chi vicino all'albero. Ma in ogni casa, accanto a quel piccolo bambino, c'è un silenzio che parla, un gesto antico che viene da lontano, da una grotta, da un'idea semplice, da Francesco, che ha voluto ricordarci che il Natale non è solo festa, è un incontro. E così, da un piccolo villaggio tra le montagne dell'Umbria, il presepe è arrivato fino a noi. Non come obbligo, ma come dono, un dono che ognuno può accogliere a modo suo, con una statuina, con una candela, con un momento di silenzio, perché quel bambino nella mangiatoia non smette mai di parlare, basta saper ascoltare. Così finisce il nostro viaggio tra montagne, luci e un bambino nella mangiatoia. Il presepe non è solo una decorazione natalizia, è una storia viva, che nasce dalla semplicità e arriva al cuore. È un gesto antico,
che parla ancora oggi, in ogni casa, in ogni parte del mondo. Da una piccola grotta a Greccio fino alle città, ai villaggi e alle famiglie di tutto il mondo, il presepe ci ricorda che il Natale non è fatto di regali o parole grandi, ma di silenzio, presenza e amore condiviso. Se anche tu ami l'Italia e vuoi continuare questo viaggio tra lingua, tradizioni e emozioni, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta qui su Il Cuore d'Italia.